was crawling through a festival way out west. Finale a 4 dall'alto tasso tecnico per quanto riguarda l'Under 14 maschile padovana. In campo 4 società faro nel volley maschile provinciale e regionale. Silvolley, Sempre Volley, Monselice e Mestrino. Ma andiamo con ordine, partendo da chi ha festeggiato la conquista del titolo provinciale. In finale si sono scontrate Sempre Volley Padova e Mestrino ed i biancoverdi si sono laureati campioni provinciali Under 14 vincendo per 3-0. Diciamo che è stata una partita a tratti combattuta però dominata da noi e è una sensazione stupenda essere campioni provinciali, però noi anche puntiamo più in alto, diciamo. E cerchiamo di continuare con questo gruppo che siamo in 3 praticamente, che siamo da 2 anni insieme e altri 3 è la prima volta, è un gruppo formato da quest'anno. Il Mestrino infatti è già con la testa alla fase regionale, dove vuole conquistare un'altra storica finale. La certezza che abbiamo è che per altri 2 mesi farà appunto l'Under 14. Poi la stessa cosa che dissi quando finimmo la finale regionale in quel di Treviso è che l'augurio che posso fare ad ognuno di questi ragazzi è quello che tutte queste luci possano brillare in loro, ovviamente quando avranno 18, 19, 20 anni, magari negli stessi palazzetti, quindi sicuramente l'augurio è quello di far più strada possibile. Abbiamo qualche ragazzo interessante che nell'iter della programmazione giovanile è già passato in prima squadra dalle varie Under 16 e 18 dell'anno scorso. Confidiamo che con il lavoro e con il tempo possano anche loro ben figurare in prima squadra, considerando poi i 6 prestiti che abbiamo fatto proprio ai cugini più grandi del Sempre Volley, con cui si collabora ormai effettivamente in modo positivo da più di qualche anno. C'è un bel movimento che parte da Mestrino e che parte da Padova. Il tecnico del Mestrino ricorda a chi va il merito del titolo conseguito. Bravi ha fatto ai ragazzi e soprattutto alla società, perché comunque io continuo a ripetere, la società fa i programmi, il tecnico mette la propria esperienza, ma poi in campo ci vanno i ragazzi dall'Under 14 alla prima squadra, quindi in merito nota di plauso va a loro. Passando ai secondi classificati, il piazzamento soddisfa appieno. Per molti dei ragazzi del Sempre Volley si è trattato della prima finale personale. Innanzitutto è stata la mia prima finale provinciale e sicuramente potevamo giocare molto meglio, però comunque io sono contento lo stesso di questo secondo posto. Ed in effetti il gruppo del Sempre Volley è stato formato di recente e per questo ha pagato l'inesperienza. Noi siamo un gruppo costruito all'inizio settembre che ha fatto esperienza giocando, ci mancano soprattutto le esperienze che ha fatto il Mestrino, gli anni che hanno fatto assieme e sicuramente abbiamo pagato, cioè prima finale per questo gruppo lo paghi, si vedeva, c'era qualcuno che sembrava avesse visto i fantasmi, penso, in questo momento. Anche i giocatori confermano quanto sostiene il loro tecnico, ma non nascondono le ambizioni future. Mi trovo molto bene con i miei compagni e comunque siamo anche molto forti, se vogliamo, è che magari qualche volta ci manca l'esperienza. Nulla da eccepire dunque sul risultato finale. Mestrino ha meritato appieno la vittoria e il Sempre Volley si gode il secondo posto. Ha vinto la squadra che durante tutta la stagione ha meritato e ha cresciuto in maniera esemplare. Noi li abbiamo incontrati in Coppa Veneto, li abbiamo incontrati in Boy League e non abbiamo mai vinto, abbiamo fregato qualche volta qualche set, loro si vede, è un gruppo che lavora da 1 anno, 2 assieme, un grande allenatore Luca Barbiero che non devo solo menzionare io, e hanno vinto meritatamente questa finale. Passiamo ora alla finale per il terzo e quarto posto. In campo Simeonato Silvolley e Monselice. Netta la vittoria della formazione di 3 baseleghe, anche se l'obiettivo era la finale provinciale. L'impressione sulla partita, alla fine del risultato è buona. Purtroppo non è stata così nei termini di gioco perché noi eravamo bloccati, siamo ancora delusi dall'eliminazione in semifinale, ma i ragazzi alla fine ce la sono cavata egregiamente. Onore anche al Monselice che ha portato una buona squadra, Luca è un collega molto preparato e i risultati si sono visti. Sicuramente pagheranno anche in futuro anche loro. Il terzo posto sta un po' stretto al Silvolley, che ha condotto un gran campionato di categoria. Abbiamo vinto quasi tutte le partite del campionato, abbiamo perso contro il Pallavolo Mestrino e il Padova, ma per il resto è andato tutto bene. E il feeling tra squadra e allenatore non manca. Il gruppo sì, ci alleniamo benissimo, abbiamo qualche difficoltà su qualche partita, però il nostro allenatore è bravo, ci dà delle grandi soddisfazioni, abbiamo fatto quest'anno. Il Silvolley è una società storica nel giovanile Veneto, che sta vivendo un momento di ripartenza. A Trebasele la situazione sta andando molto bene, abbiamo avuto un periodo
di maggior splendore, in quanto per 4 anni abbiamo dominato i trofei provinciali giovanili in provincia di Padova, abbiamo conquistato anche i titoli regionali e abbiamo vinto uno storico scudetto nazionale nel 2005. Adesso stiamo un po' ripartendo, siamo molto contenti di quello che sta venendo avanti, sia come movimento, come numeri, come giovani che stanno praticando la pallavolo e anche come risultati, perché con l'Under 18 siamo arrivati in semifinali e siamo stati eliminati da una Sisley che è campione d'Italia in carica, quindi meglio così non si poteva fare, giustamente è meglio che passino loro. Con l'Under 16 siamo tra i favoriti per il titolo provinciale, l'Under 14 siamo molto contenti anche di questo terzo posto, è una squadra molto forte sia al Padova sia al Mestrino, quindi complimenti ai nostri ragazzi e ai nostri allenatori. Quarti classificati invece i ragazzi di Monselice, che come ci conferma il tecnico Bergo sono alle prime armi e hanno grossi margini di miglioramento. Questo gruppo è un gruppo abbastanza interessante, se diventerà maturo si intende per l'età che hanno, secondo me potrebbero ottenere dei buonissimi risultati. Abbiamo 3 atleti in selezione provinciale e abbiamo un gruppo che sta lavorando veramente sodo per il futuro. Questi incontri sono esperienze per il futuro, questo è il primo obiettivo di ogni società che programma nel giovanile. Abbiamo giocato bene, potevamo fare molto meglio certe cose. È una squadra molto forte, la squadra avversaria, e non ci capita spesso di misurarci con avversari così forti ed è molto bello come esperienza. E io sono abbastanza soddisfatto, specialmente del terzo set, che eravamo più affiatati del solito. 80 ragazzi nel giovanile e presenza costante nelle semifinali o finali provinciali. Pur non conquistando titoli, Monselice c'è. Beh, noi siamo soddisfatti nonostante non abbiamo vinto tutti i titoli provinciali, però ci siamo qualificati con le 3 squadre principali nelle finali, quindi insomma c'è tanto da lavorare ma siamo soddisfatti del risultato. Ed infine voce al Comitato Provinciale di Padova, primo in Veneto per numero di società e di atleti tesserati, che ha scelto il Palalì come sede delle finali maschili di Under 14. Chiaramente come Comitato Provinciale chiediamo alle società di ospitarci e devo dire che c'è la gara per ospitarci, quindi anche una buona partecipazione della società, in questo caso il Megius ci ha fatto ospite di questa struttura che penso sia un'ottima cornice per una finale. E con questi atleti verrà formata la selezione provinciale padovana, che quest'anno dovrebbe portare grandi soddisfazioni. Questo è il giudizio finale. Ma è un giudizio sicuramente positivo perché il livello è stato buono, ovviamente il Mestrino ha dimostrato di essere una spanna di sopra tutte le altre squadre, non a caso anche a livello regionale si sta facendo valere molto bene, ha perso la finale di Coppa Veneto con la Sisley al tie break, quindi siamo molto contenti e da questi elementi vengono fuori poi la selezione per il torneo delle province dove Padova parte sicuramente in prima fila, quindi livello molto buono, siamo molto soddisfatti.